Grandi manovre tra i partiti che si preparano tra proposte e promesse all'imminente appuntamento elettorale con le europee. Intanto Schifani, da un lato, ribadisce che a fine agosto ha lanciato agli azzurri a livello nazionale la proposta di raccogliere sotto il simbolo di Forza Italia per le europee tutte le forze politiche che si riconoscono nel Partito Popolare. È un'idea che ha trovato ampi consensi e condivisione di Tajani, che dovrà poi stabilire se o no attuarla. Ma secondo il governatore Schifani occorre lavorare e trasformare Forza Italia da partito lideristico a partito pluralistico. I sondaggi di oggi, afferma, ci danno in crescita e danno il senso di una guida sicura da parte di Tajani e di un partito in piena salute. Ma gli altri partiti del centrodestra non stanno certo a guardare, perché è stato lanciato un messaggio di un asse tra Lega ed MPA, con un incontro tra il vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e l'ex presidente della regione siciliana Raffaele Lombardo, fondatore del Movimento per l'Autonomia. I due hanno discusso di diversi dossier legati alla Sicilia, a partire dallo sviluppo infrastrutturale dell'isola. Per entrambi è fondamentale l'impegno per la costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, priorità del ministro Salvini e del governo, nonché bandiera programmatica dell'MPA sin dalla sua nascita. È sottolineata la determinazione per intervenire sulle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali necessarie per eliminare il gap dell'isola con il resto del paese.